Caro Nino, grazie intanto per la vostra partecipazione. Il vostro è anche un impegno di associazione, al di là, come dire, dei concerti, delle serate, però l'associazione vuol dire vivere intensamente l'aspetto musicale, quindi anche con seminari, con la scuola di canto, con incontri, con manifestazioni. Mi pare che sia questa la vita dell'associazione. Certo, tante cose importanti, oltre ai concerti di fronte a un pubblico così bello in situazioni di sagre così importanti, ma anche fare dei seminari per spiegare bene cos'è il canto sardo e anche dei corsi per i ragazzi, spiegare la teoria e anche la pratica per un futuro di nuove generazioni. Bene, noi stasera avremo modo di ascoltare giusto alcuni passaggi, certamente in 10 minuti che abbiamo a disposizione. Avremo modo però di sentire due voci di canto in re, quindi anche ripetute, per cui insomma avremo modo di sentire certamente l'espressione e l'interpretazione da parte di Tino e di Giuseppe. Poi passeremo ad alcuni muttos, mi pare, e io ho chiesto se potevano regalarci in chiusura anche almeno un passaggio del canto alla corsicana. Insomma, questo è un po' il patrimonio repertorio che vivremo, ripeto, con Nino Manca, con Davide Caddeo, con Tino Bazzoni e con Giuseppe Contini per il canto dello Udor.
Ciao Mazzoni. Con questo pubblico non è possibile, c'è voglia di cantare. Ho chiesto altri 10 minuti, siete d'accordo voi? Lo so. Giuseppe Conti, Nino Manca, grande. Davide Caddeo, ciao Davide.